Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea Rognoni. Grazie Andrea, e oggi la scaletta è piena, anche se non abbiamo ospiti, ma oggi è un giorno particolare per moltissime città, specialmente del nord, perché si celebra San Giovanni Battista. Abbiamo già detto altre volte che esistono due San Giovanni che sono posizionati nel calendario appena dopo il solstizio d'estate oggi, il solstizio d'inverno l'altro Giovanni. Ma la settimana è comunque intensa a livello di calendario, perché poi troviamo San Pietro e Paolo, che è una ricorrenza canonica, quasi liturgica nel senso alto, che però viene festeggiata ovviamente tantissimo in tutte le terre italofone. Il secondo argomento è memorie di un sessuagenario, per la coincidenza appunto di compiere oggi da parte del sottoscritto una certa cifra di anni che stanno fra i 60 e i 70 e che comunque impongono una manciata di ricordi che fanno sempre bene riemergere in chiave di cultura popolare, per dare un senso non solo alla mia, ma spero all'esistenza di tutti, anche magari dei più giovani, anche se i più giovani possono tapparsi le orecchie in quei 5 minuti in cui ne parlerò. Poi ancora avremo modo di celebrare i 50 anni proprio oggi della nascita, quindi sotto il giorno di San Giovanni, della nascita del giornale, che allora si diceva appunto il giornale di Indro Montanelli, perché fu lui, ribellatosi, diciamo così, al regime sinistrorso, come cultura, come informazione, come formazione, che stava cominciando a dilagare nel Corriere della Sera, se ne andò sbattendo la porta e così forgiò questo miracolo che è rappresentato dal giornale, che dura ancora oggi dopo 50 anni. Il giornale appunto era il 24 di giugno del 1974 e quindi vale la pena anche qui far scattare quel meccanismo della memoria che sempre, diciamo, deve sovraordinare qualsiasi nostra riflessione, anche quando magari si parla del futuro, per capirlo meglio. E poi ancora la questione legata alle scorribande celesti. Siamo entrati nel segno del granchio e oltre così a parlarne in senso lato, appartenendone io tra gli altri, ma vorrei citare a volo d'uccello per quello che so io, perché non ho riempito l'archivio con gli ultimi miei colleghi, ma si parla anche di Giulio Cainarca, il direttore, si parla del collega sempre vibrante Sammy Varin e di tanti altri radiofonici e che insomma in qualche modo comunicano con voi. L'ultimo argomento della giornata, dell'ora che prestiamo a passare assieme, è quello relativo a Marcello Mastroianni, perché sono iniziate, lo avrete notato dai film che stanno passando nelle varie reti Rai e non solo, stanno iniziando le celebrazioni per i 100 anni della nascita di Marcello Mastroianni. Negli anni scorsi abbiamo assistito alle celebrazioni in onore di Manfredi, di Tognazzi, di Gino Cervi all'inizio di quest'anno, e adesso si arriva all'ineffabile, oserei dire, Marcello Mastroianni, perché è una figura non facile, ma comunque di grande gusto nazional-popolare, anche se rispetto per esempio a un Sordi, di cui fu sempre eterno rivale, lo capiremo meglio dopo, siamo su un registro più sottile, ecco, più raffinato, che però non disdegnò negli anni che gli furono concessi come attore molto noto, tutta una serie di interpretazioni che vennero comunque osannate dal grande pubblico. Bene, allora, oggi è San Giovanni Battista. San Giovanni Battista riguarda come patronage, direttamente o indirettamente, numerose città: Torino, Genova, Milano, Monza, alcune città del Veneto, alcune città dell'Emilia,
alcune città della Toscana. Sono poi tantissimi paesi, diciamo borghi di 20, 30, 40.000. Penso a Busto Arsizio, che oramai ha superato i 50.000, ma lo era al momento in cui lo si decise come patronage, quello appunto di San Giovanni Battista. Perché questa fortuna come patrono? Beh, perché San Giovanni Battista è come una specie di colonnello di Gesù. Ufficiò il rito del battesimo, che ne avevamo già parlato settimana scorsa, è fondamentale per la religione, ma non solo per la religione, perché appunto il farsi versare l'acqua significa in qualche modo ritrovare quel senso ultimo spirituale dell'esistenza, che poi appunto potrà in qualche modo essere rinnovato con l'olio santo al momento del decesso. Ma più in generale l'acqua è fondamentale per tutti quelli che credono dal punto di vista dell'antropologia in un riferimento simbolico assoluto che è tipico del mondo terreno, ma non solo del mondo terreno. Poi abbiamo visto anche gli ultimi risultati dell'astronomia, moltissime altre realtà celesti hanno acqua non paragonabile alla nostra acqua, che certamente è acqua di vita, è acqua di amore, è acqua di grande trasporto spirituale. Ma San Giovanni è forse ancora qualcosa di più, appunto. San Giovanni rappresenta direttamente e indirettamente, attraverso l'epopea solstiziale, rappresenta quel rapporto incredibile fra giorno e notte. Quindi appunto siamo ai giorni più lunghi dell'anno e la notte è iniziata, ma si parla anche per San Giovanni, ed è una specificità che trascende proprio nel gusto più popolaresco possibile, oltre che religioso, di Notte delle Streghe. La notte del 24 è la notte delle streghe, secondo tantissime tradizioni popolari, soprattutto del nord, e si ritrovano tantissimi riti a questo proposito che vengono celebrati o in maniera collettiva o in maniera individuale, dal Piemonte alla Lombardia, all'Emilia, alla Romagna, alle Marche settentrionale. Sono riti che si riferiscono al fatto che, secondo la tradizione eversiva del mondo stregonesco, le streghe, soprattutto nei loro secoli d'oro, parliamo del 300, 400, 500, 600, dopodiché le streghe persero quella fortuna che avevano, proprio come immagine collettiva, erano solite passare appunto questa notte in uno stato di ebbrezza, di euforia, e questo ci ricorda appunto anche l'epopea delle baccanti nell'antica Grecia, perché poi in società, in culture diverse, però si ripetono e si rispettano gli stessi principi, appunto. Semen, cioè una volta all'anno è lecito essere pazzi, e la strega lo è per sua natura, almeno per come ci è raffigurata. Certo, forse anche una saggezza maggiore rispetto ad altre menti che non hanno approcciato il magico, secondo un certo tipo di antropologia. E qui vorrei citare subito un libro, Cecilia Gatto Trocchi, che è stata bravissima nell'individuare tutto questo discorso nelle tradizioni popolari italiane. Va sempre a ricordare i must bibliografici, cioè appunto poi quei personaggi antropologi famosi che hanno spiegato meglio questo fatto. Ma la Notte delle Streghe non è neanche paragonabile alla notte del Sabba, che sarebbe tutti i sabati, sabato, appunto, in cui il mondo delle streghe, basta guardare Triora, che è la città delle streghe per eccellenza nell'imperiese, officiavano i loro riti direttamente a favore di Belzebù. Ma qui si tratta di qualcosa di più sottile, che è legato ai cicli naturali, appunto, e che evidentemente permette anche a tutta una serie di pubblico molto vasto, secondo le varie tradizioni. Anche qui vi cito la Pirovano, che è stata una bravissima autrice, che è una bravissima autrice briantea, appunto, con dei libri che hanno spiegato la Notte delle Streghe nella zona di Briosco, Seregno, quindi dell'Alta Brianza milanese, cosiddetta Brianza milanese, che sicuramente
è una fonte sostanziosa di riti culturali, nonostante ultimamente, come sapete, a partire dagli anni 50-60 è stata molto cementificata. Però quella notte delle streghe, che è la notte in cui appunto si vanno a cogliere delle erbe particolari, dietro suggerimento evidentemente di chi ha dei poteri magici, non sto dicendo di credere a queste cose, io vi riporto la tradizione popolare delle nostre terre, vi dico com'è, appunto, può effettivamente portare fortuna rispetto a tutta una serie di scelte che verranno seguite nel corso dell'estate. Certo, a guardare il cielo, la temperatura di questi giorni si ha al nord, non così al sud, e intanto approfitto per salutare un po' tutti anche fino alla Sicilia e alla Sardegna, ma qui al nord, da dove vi parlo, sicuramente si ha l'impressione più che di essere alla fine di giugno, si ha l'impressione di essere alla fine di ottobre. È un mondo alla rovescia, ecco, un mondo al contrario, come direbbe un noto politico, ma sicuramente è un mondo che va preso con le pinze e che non può, per questo motivo, per esempio climatico, il famoso cambiamento climatico, che rimane qualcosa di discutibile, ma che comunque al momento per la sua forza sembra davvero stordirci e convincerci, nonostante tutto le tradizioni popolari continuano, magari si rinnovano naturalmente, e andare nella notte delle streghe nel 2024 a raccogliere le erbe è un pochino più freddo, un pochino più da brividi che in altre stagioni più tradizionali. Per il resto ha ragione Giuliacci che avevamo passato 4-5 anni d'oro da questo punto di vista, con temperature anche superiori alle medie. Adesso ripiombiamo appunto in un effetto contrario, come è poi tipico proprio di tutti i mondi paralleli in cui viviamo. San Giovanni Battista, quindi, colui che battezza, colui che permette appunto di dare la vita eterna, ecco, secondino del Signore secondo la tradizione cristiana, e poi appunto patrono di tutte di città vocate alla laboriosità, all'invenzione, alla creatività. Ve le ho citate prima, sono tantissime appunto del nord-ovest, perché San Giovanni qui ha avuto una fortuna proprio come ispirazione di vita e di realtà, e ha prodotto tutta una serie di feste anche che vengono celebrate. Dalla città in cui vi parlo, Monza, in questi giorni vengono celebrate tutta una serie di feste che appunto, a dispetto anche del maltempo, riescono continuamente a creare allegria, voglia di vivere, appunto voglia di partecipare a questo grande rito della comunità, della collettività, che certo, pur trasferendosi oramai in gran parte sui social network, quindi in una dimensione virtuale e addirittura assistiti dall'intelligenza artificiale, continuano, come sempre vi ho detto, continuano a resistere. E resisteranno sempre, finché l'essere umano sarà l'essere umano, non sarà diventato qualcosa d'altro. Gli altri santi della settimana sono sicuramente Pietro e Paolo. Pietro e Paolo significava per noi ragazzi degli anni 50-60, significava la fine della scuola, si chiamava la festa in cui perché la scuola si protraeva verso la fine di giugno, ma inesorabilmente al penultimo giorno del mese di giugno c'erano questi nostri santi a soccorrerci, per cui dal punto di vista della tradizione popolare, in collegamento con quelli che sono gli impegni quotidiani, per la gioventù di allora, Paolo e Pietro erano davvero due santissimi che arrivavano appunto a liberarci dal peso della scuola. Se lo dice un insegnante come me, vuol dire che è vero, al di sopra di ogni sospetto. Certo, poi la scuola è rimasta la mia vita, ma adesso di questo riparliamo fra 5 minuti. E in ogni caso Pietro e Paolo sono considerati i massimi martiri, ma nel senso letterale del termine, testimoni della religione cristiana. Appunto, voi sapete la rispettiva storia, sarebbe un po' noioso ripeterla, appunto. Pietro e Paolo sono stati gli iniziatori del cristianesimo. Paolo in versione di divulgazione dopo la famosa conversione che lo portò in giro per il mondo a portare la buona novella e a
propalare quelli che sono dei principi che poi appunto hanno portato addirittura alla costituzione così quasi di una parte privilegiata del mondo ecclesiastico o ecclesiale, meglio, scusate, che viene definito talvolta con dispregio paolotta, la parte paolotta, insomma, più devota a certi principi, ma anche più incline nel mondo attuale a preferire alcune argomentazioni che si sono insinuate nel mondo ecclesiastico a favore appunto di un egualitarismo a tutti i costi, a favore di una visione pro immigrazione di massa, appunto, che costituirebbe il toccasana della nostra deperita società. Dipende dai punti di vista naturalmente, però ritornare a leggere le parole di Paolo può servire a toglierci anche alcuni dubbi, alcune perplessità da questo punto di vista. Non me la sento di fare perché non ho una formazione teologica, però sicuramente ogni tanto forse è bello ritornare anche a questi aspetti filologici, cioè di attenzione alla lettura delle famose lettere, per capire se davvero i cosiddetti paolotti hanno visto giusto oppure hanno preso un grande abbaglio. Per quanto riguarda Pietro, noi siamo davanti al primo papa, cioè al preferito della schiera di Gesù tra i suoi apostoli e a tutti quelli che insomma in qualche modo favorirono l'affermarsi 2000 anni fa del Moloch ecclesiastico. E quindi chiaramente Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia chiesa. La pietra è riuscita a resistere alle intemperie, alle tempeste, ai naufragi, e oggi come oggi poi vanno molto di moda anche qua in Padania, però progressivamente Pietro non è riuscito più, anche qui è un discorso parallelo a quello di Paolo, e dispiace per la simpatia che hanno ai nostri confronti questi due santi. Come Paolo appunto ha perso un po' quella verve perché appunto non si riesce più a ritornare al verbo petrino oltre quello paolino per tantissimi motivi, anche nelle tradizioni popolari che evidentemente risentono di una fiacchezza, di una debolezza di convinzione nei confronti proprio di questa figura che ha iniziato effettivamente tutto il discorso. A volte vincono i sopraffattori della fede, che dicono appunto ma Pietro era un traditore, perché appunto ricorderete anche qui l'epopea evangelica appunto che lo vede insomma dissociarsi in maniera vile, bassa, meschina dall'opera di Gesù, tirandosi fuori per paura. Dice ma io tengo famiglia, per carità. Non era una famiglia reale, ma era una famiglia spirituale, non vorrei che. E intanto le catacombe cominciavano a dilagare perché appunto si trattava di nascondersi, questo ce lo dice la storia della Chiesa, di nascondersi rispetto a un protervo impero che ancora non era diciamo caduto nella rete dei cristiani. Bisogna arrivare al 313 con l'editto di Milano di Costantino, che è poi l'autore più amato dal nostro caro amico e collega professor Alessandro Barbero, che ne parla diffusamente nei suoi video. E per quanto riguarda infine l'associazione Pietro Paolo, è stata fortunatissima proprio perché l'indiscussa onestà, diciamo virtuosa fede dei due è rimasta per tantissimi secoli un modello reale. Attualmente, ripeto, abbiamo qualche dubbio, tant'è vero che in questo momento la devozione popolare, ma forse è destino che, come diceva Giovanni XXIII, le tradizioni cambino, perfino le tradizioni cambiano, diceva. E appunto in questo momento ci sono altri santi che vanno per la maggiore, evidentemente, non faccio nomi, ma voi capite di chi si tratta. Vi dicevo 5 minuti autoreferenziali, certo.
Com'è cambiato il mondo? Posso permettermi di dire, essendo arrivato a una notevole età, posizionata fra i 60 e i 70, vedete appunto la malizia che cosa vuol dire? Vuol dire non avere neanche più il coraggio e la lealtà di enunciare che età esatta si compie oggi, 24 giugno del 2024. Peraltro l'ho detto e l'ho confessato in altri modi e in altre maniere, ma soprattutto, e mi permetto sempre con modestia, appunto proprio perché sono stato fra i primi a entrare in radio quasi 30 anni fa, ecco, io vorrei dire, i tempi sono cambiati, vi stavo dicendo, ma i ricordi galoppano. Proprio perché la società in cui noi siamo cresciuti negli anni 50, 60, 70, era radicalmente diversa da questa, ma non è un giudizio ovviamente etico che impone automaticamente un rifiuto dell'attuale società. È ovvio che si è cercato in tutto questo tempo dell'esistenza di capire i cambiamenti, i mutamenti, ma vi assicuro che sono stati tanti nella tecnica, sono stati tanti nella vita associata, sono stati tanti nelle figure di genere, è cambiato molto il maschio, è cambiata molto la donna, sono stati tantissimi nel modo di rapportarsi rispetto al prossimo. Non voglio fare il moralista, certamente, probabilmente c'era anche dell'ipocrisia nel rispetto, nell'educazione, nella gentilezza che veniva usata tanti anni fa. Probabilmente c'era anche dell'ipocrisia. Sta di fatto che quell'ipocrisia non è stata sostituita da una lealtà dilagante, da una sincerità, da una voglia di amare veramente, ma è stata sostituita semplicemente da un altro tipo di ipocrisia, di menefreghismo, di buonismo becero, appunto, che è quello, come sapete meglio di me, in relazione anche a un'ultima vero deputata, neodeputata del Parlamento europeo, di cui non facciamo neanche più nome, è quella volontà di aiutare tutte le persone che stanno lontano, ripudiando i vicini di casa che puzzano. I vicini di casa devono meritarsi di pagare l'affitto o la casa che stanno comprando perché puzzano, i miei consimili puzzano, io voglio amare le persone che vengono da lontano e via via dicendo. Ma la mia non è facile ironia o satira, non ambisco neanche a questo, è qualcosa di più struggente, appunto qualcosa di più cancerino. Ecco, e così ci inoltriamo poi anche in quello che sarà uno dei temi della seconda parte della trasmissione, la questione del segno zodiacale del granchio, che ovviamente cerca con più costruggimento, sospirando moltissimo, di dire ma come mai vanno così storte le cose, perché il mondo non si raddrizza evidentemente, ma sul filo della memoria, che è un po' un piatto forte ovviamente del segno, come vedremo dopo, c'è tanta roba, c'è avvenimenti che si susseguono nel corso dell'esistenza uno dietro l'altro, senza requie, come un treno che viaggia ad altissima velocità e non si ferma mai, eppure dietro i finestrini vede tanto cambiamento, tanta impossibilità di comunicare veramente, di valorizzare tutti i beni che abbiamo sotto tutti i punti di vista, di comportarsi in maniera degna, ecco, avrebbe detto lo stesso Paolo, dell'umanità di cui siamo rivestiti in qualche maniera. E tutto questo non finisce mai nella misura in cui, quando una persona appunto come me comincia a inoltrarsi nella cosiddetta terza età, ebbene lì appunto scattano dei meccanismi nostalgici che sono inevitabili, che sono qualcosa in cui certamente non è il caso di sbrodolarsi, perché se no ci si rischia di perdere. Bisognerebbe sempre guardare al futuro, ma il futuro appare ancora meno roseo del passato. Siamo arrivati a metà della trasmissione, per cui accettiamo volentieri un break che ci permetterà poi di passare a parlare del giornale di Montanelli. A dopo!
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Professore, a te la linea di nuovo. Grazie ancora Andrea. Quindi vi dicevo tanti ricordi nel chiudere questa piccola parte autoreferenziale, mi perdonerete, ricordi certamente anche politici, ne abbiamo parlato la settimana scorsa in occasione del grande successo dell'autonomia differenziata, ma la politica non è mai scevra dai sentimenti, non è mai scevra appunto dal modo in cui il nostro animo si è posto rispetto alle cose. L'idea appunto di una grande comunità che non è mai abbastanza piccola per essere ripudiata, nel senso ovviamente stiamo parlando di province, di regioni, di macroregioni, ma che non è mai abbastanza grande per essere capita fino in fondo da chi ama, non da chi difende stupidamente le proprie radici, come dicono certi avversari nostri, in particolare di Radio Libertà. Ma evidentemente per riuscire ad evolversi in maniera tale appunto di difendere sempre questi principi e senza ledere affatto i diritti degli altri. Sono ritmi quasi musicali che hanno assunto in tutti questi anni le nostre battaglie, i nostri studi, la nostra volontà di trasmettere qualcosa, appunto vi dicevo il futuro non roseo, ma noi abbiamo la coscienza pulita, perché abbiamo scritto, abbiamo detto qualcosa nella nostra vita che può essere ancora trasmesso a chi verrà dopo. Il giornale 50 anni fa nasce il giornale. Si tratta di una schiera di ottimi giornalisti di cui si munisce Indro Montanelli, quello che verrà poi chiamato il grande vecchio del giornalismo italiano nel corso degli anni 80-90, fino a morire proprio all'inizio del millennio, quasi volesse rifiutarsi di guardare cosa veniva dopo. E allora Montanelli, toscanissimo, ebbe modo, dopo una polemica furiosa nei confronti dei direttori del Corriere di allora, accusati da lui di essere oramai conniventi con la peggiore sinistra, quella appunto radical chic, ebbene riesce a fondare un giornale in cui fin dal primo numero, io me lo ricordo, è vero, perché avevo già un'età bastevole per riuscire a gustare le cose, al punto che nel giornale mio che dirigevo al ginnasio ero in grado di scrivere proprio un pezzo sulla bravura di Indro Montanelli, già sfidando allora il disprezzo dei miei compagni di classe. Certamente il giornale nasceva sotto l'egida di un apparente conservatorismo, che conservatorismo non era, per la capacità di Indro Montanelli di fiutare oramai come stavano andando le acque. Controcorrente era la sua rubrica sul giornale, ma poi più in generale dirigendolo l'apertura a tantissimi giornalisti di allora, giornalisti e scrittori. Mi viene in mente Guido Piovene, siamo ai massimi vertici della letteratura italiana e padana. Voi sapete che ho scritto un primo libro sulla letteratura padana fino all'Ottocento compreso, e nel Novecento inserirò di diritto il vicentino Guido Piovene, collaboratore del giornale, ma anche Dino Buzzati, dolomitico bellunese, che era andato a vivere a Milano. Tantissimi i collaboratori, sarebbe troppo lunga la lista naturalmente, di allora, che avevano la stoffa innata per riuscire a costituire una sorta di ariete
di ariete nel senso appunto di strumento di guerra contro l'ormai incalzante potere giornalistico radical chic che iniziava a far bella mostra in maniera definitiva. Stiamo parlando del Corriere della Sera, certo, ma anche della nascente Repubblica, nascerà nel 76. Nella presentazione della Repubblica di Scalfari ci sarà anche proprio una battuta indiretta e sardonica nei confronti di Montanelli, ritenuto appunto il difensore di inutili prerogative che non dovevano essere più appartenenti alla borghesia. La borghesia, secondo Scalfari, avrebbe dovuto poi votarsi appunto a una nuova religione, quella appunto degli eguali e dei giusti dal suo punto di vista. Ma Montanelli poi nel corso del tempo, per un fatto caratteriale, litigò anche con la dinastia Berlusconi, che aveva assunto negli anni '80 la direzione, diciamo, amministrativa del giornale dal punto di vista pecuniario e che certamente lui sentiva non nella stessa misura del Corriere della Sera, ma sicuramente in forma pesante, come troppo dirigenziale nei suoi confronti. Non avrebbe voluto risultare il burattino di nessuno. E lui naturalmente, che aveva detto turiamoci il naso, ricorderete Indro Montanelli. Stiamo parlando di cultura popolare perché allora il giornalismo era popolare, il giornalismo scritto. Adesso non lo è più perché si reca all'edicola soltanto una minima percentuale del pubblico, della gente. Quindi ecco, Montanelli dice dopo turiamoci il naso con la Democrazia Cristiana, ammiccando certamente a possibili nuove forze che si sarebbero generate nel corso del tempo a livello di mondo liberale, di mondo neonazionale, di mondo diciamo democratico di destra. Per la verità Montanelli non riuscì però poi a capire il valore di nuovi movimenti quando apparvero all'alba della storia nel corso degli anni 80 e 90, non riuscì poi a riconoscere bene il valore per esempio della Lega Nord e della Lega Lombarda, non riuscì a riconoscere bene completamente tutto quello che appariva di nuovo, essendo forse lui schiavo ancora di vecchi miti oramai desueti, ammuffiti, di cui farà bella mostra negli anni in cui tornerà in qualche modo al Corriere attraverso le lettere al Corriere. Però ecco appunto, in realtà il giornale degli anni 70 è un giornale eroico, è un giornale esemplare per le firme, per le tantissime firme che c'erano. Ricorderete anche il collegamento con Tele Monte Carlo, perché se la mattina noi ragazzi compravamo il giornale in edicola, la sera ci sentivamo Tele Monte Carlo con alcuni giornalisti che lì collaboravano anche al giornale, che parlavano di libertà. È molto importante questo passaggio, siamo alla fine degli anni 70. Quindi c'è una versione mediatica in video del giornale con la possibilità di respirare libertà. Quindi questo passaggio ce lo ricordiamo perché poi l'abbiamo rivalorizzato nel corso della nostra appunto storia personale e come colleghi, intendo parlare sicuramente di tutti i colleghi di Radio Libertà, ma anche di tutti quelli che hanno collaborato ad alcuni giornali, La Padania, Libero, La Verità, ecco, e che quindi sicuramente sanno perché le cose non nascono dal nulla, perché è come le cose non nascono dal nulla, ma nascono da qualcosa che c'è stato prima. E questo seme è anche il seme del giornale di 50 anni fa di Indro Montanelli, non dimentichiamocelo mai, magari con declinazioni e sfumature diverse, quindi con maggiore interesse per la questione identitaria del cosiddetto profondo nord, che appunto Montanelli non capiva bene, secondo me, ma certamente con la possibilità di aderire a spunti, programmi, progetti che diventeranno i baluardi sia
in campo politico, ma la politica è sempre riduttiva rispetto al giornalismo, secondo me, e alla comunicazione. Saranno baluardi con Forza Italia, con la Lega stessa, ovviamente, e tutte le altre formazioni di centrodestra che saranno in grado di recepire appunto tutta una serie di spunti gettati nel seme montanelliano degli anni 70. Quindi sono cose che non si dimenticano, è la nostra vita questa, non dobbiamo dimenticarcelo, neanche rispetto a chi rappresenta una generazione successiva alla nostra, come il direttore attuale Giovanni Sallusti. Anche attraverso la sua eredità paterna, si intende, ma non solo, la possibilità di continuare una linea che nasce da lontano, porta avanti stimoli, spunti, prospettive, modi di fare, di vedere, di capire, di intendere, di comunicare, coi quali noi ci sentiamo collegati pur attraverso mille sfumature. Io sono sempre stato accusato, per finire il discorso di prima, di essere irascibile, ma l'irascibile che appare nasconde qualcosa, spero, di più tenero, e così ci addentriamo anche nel discorso delle scorribande celesti, il segno del cancro, appunto, che è un segno fondamentalmente femminile al quale io appartengo, nonostante dichiaratamente eterosessuale il sottoscritto sia chiaro, ma non lo dico per stupido orgoglio, quanto per far intendere a chi fosse interessato a questo aspetto vero astrologico, che in realtà il segno del cancro si adegua bene anche a un certo tipo di maschio, e che appunto è leggermente più dolce, ma sto parlando solo delle luci, poi arriveranno le ombre degli altri maschi, perché è un segno lunare, un segno sottoposto al governo della Luna, e dura praticamente dal 22 giugno fino, grosso modo, al 22 luglio, poi appunto dipende dagli anni e dal passo del Sole, e quindi caratterizza la prima estate, che è un'estate, secondo la tradizione, calda e umida, legata all'acqua come necessità di sopravvivere. Appunto il granchio, scorribande celesti, il granchio è l'icona tradizionale dell'animale d'acqua, che non può vivere senza l'acqua, ma che anche esce dall'acqua per poi ritornarci, ed è portatore di un certo tipo di intuizione, di ipersensibilità. Sto continuando a parlarne bene. L'anno scorso c'era Sammy Varin a venire intervistato su questo argomento, essendo lui appunto nato il 6 luglio, ma quest'anno in realtà ha deciso di anticipare le ferie, e quindi si trova proprio, secondo le ultime fotografie che ci arrivano, dei video che ci arrivano sul sito di Radio Libertà, o la pagina di Radio Libertà, è benissimo, lui si sta godendo proprio l'acqua del mare, in modo tale che appunto possa essere rivitalizzato, possa ritrovare il senso ultimo della propria vita, della propria esperienza. Quindi tutti questi fattori però cominciano a scivolare anche, secondo la tradizione ermeneutica, quindi dell'interpretazione astrale, e tenendo sempre presente che in realtà esiste un plafond molto più ampio, fatto dei pianeti, dei nodi, dei punti, degli asteroidi, eccetera, che in realtà complica al massimo il tema natale e ci fa unici e indistinguibili, pur essendo di Sole Cancerino. Ma appunto vi stavo dicendo, cominciamo a sondare anche gli aspetti meno costruttivi, naturalmente. Una certa forma di timidezza che viene superata proprio in maniera più sfrontata per reazione uguale e contraria, una certa forma di perplessità e di dubbi rispetto al fattore sociale, del tipo: oddio, adesso quella persona mi accetterà oppure no, c'è la possibilità effettiva di essere amati o si verrà rifiutati. La paura del rifiuto è una costante del segno, naturalmente al netto di ascendenti che magari sono molto più aggressivi e sicuri di sé, come il leone, l'ariete, il toro, eccetera eccetera, però
e gli elementi solari sono quelli, quindi una ipersensibilità che può diventare lunaticità, capriccio profondo, capriccio immotivato, irrazionale naturalmente, che si riverbera poi in tante scelte, in tanti gusti, in tante realtà, a seconda naturalmente dell'ascendente e di tutto il resto che vi dicevo. E gli elementi cancerini sono valutabili ovviamente attraverso i tre decani. Il primo decano, quello di giugno, è un decano che è condominiale col segno dei pesci, quindi è cancro, ma è anche un po' pesci. Il secondo decano è cancro-cancro, quello dal 1 all'11 luglio. Il terzo decano dal 12 luglio fino al 22 luglio è un decano cancro-scorpione. E io vi voglio portare tre esempi italianissimi, anche se disseminati per la penisola, sia per radici e origini che per posizione e abitazione, e però molto, molto noti, ecco, e molto bravi a fare quello che fanno a seconda sempre dei punti di vista. E questo è un elemento tipico della nostra radio, quando si dice a seconda dei punti di vista, perché noi amiamo innanzitutto la libertà. E allora, se vi dico Arbore, Renzo Arbore, abbiamo proprio il modello del primo decano, essendo anche un decano piscino, ecco che scatta il meccanismo musicale, l'amore per la musica, l'amore per una sensibilità artistica che si tramuta soprattutto non solo nell'ambiente raffigurativo, ma anche in quello e soprattutto musicale. Sempre attraverso un modulo di comunicazione che è tipico per esempio di questo personaggio, che può piacere o non piacere. Io l'ho avuto modo di conoscerlo in una puntatona del Maurizio Costanzo Show, ma comunque voglio dire, Renzo Arbore, che oramai ha raggiunto anche una notevole età esistenziale, è proprio il prototipo di questo primo decano cancerino pescino, e quindi versatile dal punto di vista dello spettacolo, della musica, dell'uso degli strumenti, eccetera, eccetera. Nel secondo decano l'esempio che vi voglio portare è di Renato Pozzetto, l'amicissimo di Radio Libertà, Renato Pozzetto, che è sicuramente un grandissimo attore, uno che ha ben interpretato proprio le qualità del segno del cancro. Ve lo ricordate nei suoi film più famosi, Il ragazzo di campagna, ecco, quei film appunto in cui lui sembrava navigare in uno stato catalettico, in cui appunto non era mai sicuro di se stesso, pieno di dubbi e pauroso di fare delle scelte, ecco, anche in campo amoroso, e sempre pronto in qualche modo comunque a soccorrere col suo animo gentile qualsiasi altra persona, a dire delle stupidate perché si vuole nascondere in qualche modo per pudore le certezze e le altezze che ci si trova dentro, ma non è un'autocelebrazione, si badi bene. Renato Pozzetto è stato infatti identificato per tantissimo tempo un po' come lo scemo del villaggio, che insomma recitava la parte dello scemo, e quindi non riusciva a raggiungere le vette dei grandissimi attori. Al contrario, lui si è rivelato un attore eccezionale, straordinario, proprio per la capacità di parlare a un pubblico vastissimo senza sovraccaricarlo di intellettualismi inutili, ma sempre partendo da una sensibilità popolare, di gusto ampiamente profondamente popolare. Un grande abbraccio, ne approfittiamo se ci sta ascoltando, all'amico Pozzetto. E poi ancora l'ultimo esempio ci arriva da Beppe Grillo, che è l'esempio canonico dell'ultimo decano del segno. Beppe Grillo, essendo nato appunto nei giorni dei gradi terminali appunto del segno del cancro, è sottoposto anche al condominio con lo Scorpione, come dicevamo prima. E lo Scorpione significa Plutone, significa gusto per la politica, specie a livello polemico e contraddittorio.
quindi ecco che scattano dei meccanismi istrionici tipici del personaggio Beppe Grillo, e al di là del giudizio che è ovvio che da questa radio non possa essere del tutto positivo, ma che importa appunto, noi cerchiamo di valorizzare lo stesso il personaggio dal punto di vista umano, e cercando di cogliere proprio queste sue caratteristiche che sono tipiche del terzo decano, appunto la voglia di impiegare le capacità teatrali per raggiungere uno scopo di tipo politico, che può essere quello sbagliato, ma che importa dal suo punto di vista e rimane quello giusto, naturalmente. Lo abbiamo visto dalle polemiche degli ultimi giorni anche nei confronti di Conte, il conductore del Movimento 5 Stelle, ma più in generale certamente la naturale tendenza del Grillo a straparlare, nomen omen, appunto il Grillo canta e parla e straparla, e quindi questa tendenza istrionica che è tipica del terzo decano e che caratterizza anche diversi altri politici, andate a vederne la data di nascita, e nati appunto, abbiamo detto, fra il 12-13 e il 21-22 di luglio, laddove evidentemente non c'è più soltanto l'ipersensibilità, ecco, questi elementi che vi dicevo tipici, anche la capricciosità, questo sia è evidente anche in Grillo, ma anche questa voglia, insomma, di sfondare attraverso il collettivo in una costruzione politica avveniristica, in qualche modo rivoluzionaria. Quindi ecco, mi sembra di aver portato dei 3 esempi che sono significativi. Rimanendo nel mondo dello spettacolo, chiudiamo con Marcello Mastroianni. Il 2024 è il centenario della nascita di Marcello Mastroianni. In realtà nacque esattamente il 28 settembre del 1924, ma che importanza ha? Vi dico perché, siccome l'estate è il momento giusto, al di là del tempo infame, per riuscire a gustare vecchi film, vecchi insomma, sì, che man mano che passa il tempo diventano vecchi, ma rimangono validi dal punto di vista del valore artistico, ecco che Marcello Mastroianni è la persona giusta per poter rivivere delle emozioni. Marcello Mastroianni è stato uno dei più grandi attori italiani del XX secolo. Si è spento nel secolo che stiamo vivendo, ma oramai aveva dato il meglio di sé entro la fine del secolo scorso. Io metterei un po' di film al vertice della sua performance artistica, spiegandone poi il motivo del successo. Tanto lui, come sapete, era romano, anche se in parte ha vissuto anche in Francia, era un personaggio comunque versatile, e non era il romano alla Sordi e non era il romano alla Proietti, cioè che difende strenuamente soltanto l'identità romana. In questo senso si rivolgeva davvero a tutto il pubblico nazionale e quasi internazionale, ma i suoi film migliori, dicevamo, sono 8 e mezzo, per la regia di Federico Fellini, I Girasoli con Sofia Loren. Ecco, con Sofia Loren ebbe tantissimo da dire e da fare per una simpatia, un'empatia naturale che c'era fra i due in tantissimi film che hanno fatto assieme, e quindi una capacità dei due di devolvere un certo tipo di carica umana tipicamente borghese, direi, mentre altri attori si ponevano in funzione antiborghese. Ecco, Marcello era comunque contenuto e moderato nelle sue manifestazioni, e avvalentesi appunto di una forma di cordialità e di raffinatezza che era tipica del personaggio, anche per i lineamenti certamente non duri che aveva. Vi dicevo 8 e mezzo, vi dicevo I Girasoli, vi dirò sicuramente Oci Ciornie, che è il film russo, filorusso per eccellenza, che lui ha recitato in età non più giovanissima e dove probabilmente ha dato davvero il meglio di sé, e soprattutto nei sentimenti, capace appunto di intercettare quelle che sono le pulsioni più profonde dell'animo umano. E poi ovviamente chi si dimentica della dolce vita con Anita Ekberg, laddove evidentemente i sentimenti nel neoromantico italiano degli anni 60 trovavano il loro apice assoluto, naturalmente, ecco, con la sua distinzione e al tempo stesso il suo slancio. Ecco,
è un'icona nazional popolare molto diversa rispetto a Nino Manfredi, rispetto a Ugo Tognazzi, rispetto ad altri personaggi anche del nord, ma purtroppo ce ne sono sempre meno nel cinema contemporaneo del nord, e questo è un altro motivo di disappunto, l'ho già detto diverse volte, per quasi uno strapotere degli attori del centro-sud, che sono bravissimi, devo dire, quelli di oggi, non faccio nomi, ma che hanno tolto troppo la scena a quelli, dal mio punto di vista, a quelli del nord. Ecco, quindi il ricordo, poi ci ritorneremo alla fine di settembre quando è l'appuntamento giusto, però intanto godetevi un'estate in cui appunto tutti i canali manderanno a profusione. Ne è passato uno ieri sera molto bello, ambientato sulle rive del Po, perché poi appunto era anche un attore che, ripeto, non stava bene solo a Roma, ma esprimeva il meglio di sé anche a latitudini più padane da questo punto di vista, se vogliamo anche per un accento che non era troppo evidente e marcato in senso romano, ma si distribuiva più secondo modalità timbriche, ritmiche e cadenzate in senso italiano standard. E c'era una scuola di dizione che, vive Dio, allora esisteva e che adesso purtroppo non esiste più da questo punto di vista, perché noi siamo qua in maniera prioritaria in questa radio, come diceva l'altro giorno Antonino Danna nella sua trasmissione, a difendere le lingue locali, però, come dice anche un altro collega noto, Giovanni Polli, quando si parla italiano bisogna parlare italiano, non è che si possa parlare in una maniera cadenzata, comboria e spocchia, no, solo del proprio posto di origine, anche se è evidente che esiste un italiano regionale. Ma di questo discorso poi avremo modo di riprendere e riparlare con calma. Per ora la puntata è terminata. Io, la puntata di cultura popolare italiana, vi aspetto domani, attenzione, alle 13 con Meriggi d'estate. Sarà nostro ospite Stefano Spagoci a parlare di scienza e scuola. Avremo altri motivi da presentarvi sul plafond di questa estate che fa fatica, ecco, sul piatto, sull'onda di un'estate che fa fatica ad emergere in maniera definitiva, ma la memoria anche qui soccorre, è stato così anche nel 92 e nel 2014. Ci sono state altre estate difficili, anche queste al nord. Poi, come al solito, l'Italia è un po' divisa in due. Un grande abbraccio a tutti. Venezia risorga, risorga Venezia per sempre. A risentirci e a vederci domani. Se ti avessi, lo sai, capirei la mia vita scoprendo dentro di me